Ed eccoci amici, buon pomeriggio, sono le 15:07 in questo preciso istante, entrate in collegamento in questo momento siamo nel comune di Montepaone, comunque siamo alle porte di Soverato, più tardi vi farò vedere anche, oggi pochi minuti fa abbiamo registrato qualcosina anche su Soverato, quindi inizia la stagione, che questa costa ionica, insomma siamo nella costa ionica catanzarese, abbiamo sentito anche la Ionica Regina, il Tirreno Cosentino. Prossimamente saremo sullo Ionio Cosentino, insomma in giro un po' dappertutto dove sicuramente avremo la possibilità di sentire amministratori, sentire imprenditori. Abbiamo fatto questo giro in barca con Nautic Caravans venerdì scorso da Cetraro fino a Belvedere, insomma qui il turismo è quasi iniziato, sta per decollare perché in realtà Soverato, poi come sapete Montepaone, queste zone sono battute, sono nei circuiti in qualche modo, perché ricordiamo oltre a Tropea, Isola Caporizzuti, insomma Soverato, Montepaone sono le zone che la dicono lunga. Allora io in questo piccolo parterre oggi mi trovo qui, ho il piacere di ospitare il sindaco di Montepaone, Mario Miglianese. Buonasera, buon pomeriggio sindaco, benvenuto in diretta su Terra. Buon pomeriggio a voi tutti. Come sta? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Sì. Poi insieme a noi c'è il dirigente scolastico, perché io poi questo è un discorso che devo fare, l'ho fatto più volte, sicuramente da settembre in poi, dirigente della scuola alberghiera di Soverato, l'istituto alberghiero di Soverato, lo salutiamo, Renato Daniele, buonasera. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio anche a te, benvenuto. E sulla mia sinistra, naturalmente parliamo di bio, perché lui ha un chiodo fisso con il bio, noi stessa calabresi, insomma parliamo di bio e altro, quindi Gianni Sgro è l'unico, insomma, penso in Calabria a lanciare Naturium, quindi chi non conosce i prodotti nostri bio, però c'è tanto da dire sul bio, Giovanni. Sì, grazie per la vostra presenza che ci rende veramente felici. Guarda, io ho pensato di dare spazio in queste ore pomeridiane, magari qualcuno a casa ci segue, no? Primo pomeriggio alle 15 uno sul divano, magari 10 minuti girando trova le televisioni, poi diciamo Ten un bacino quasi interregionale, insomma qualcuno ci vede e quindi in qualche modo cerchiamo di dare spazio un po' a voi imprenditori e a voi anche amministratori, perché obiettivo turismo, cerchiamo di lanciare questi messaggi positivi, li sentiamo più tardi anche da imprenditori del Soveratese. Allora Gianni, io direi di iniziare con te, va bene? Perché si parla tanto di bio, io ti volevo lasciare il microfono proprio 2-3 minuti per far capire agli amici che significa fare bio in Calabria. Il biologico in Calabria è molto diffuso in ambito agricolo, tant'è che ci sono quasi 7.000 aziende agricole certificate che producono prodotti biologici. Molti di questi imprenditori esportano anche all'estero le quantità maggiori di prodotti, perché è molto apprezzato il prodotto regionale all'estero, soprattutto l'olio, gli agrumi, anche frutti in genere come pesche, nettarine, l'uva. La trasformazione di questi prodotti porta poi all'azienda ad avere una numerica un po' più bassa, molto più bassa, perché sono quelli che trasformano, poi sono intorno alle 150-200 unità. Stanno aumentando di anno in anno, c'è un grande miglioramento da questo punto di vista, quindi molte aziende che certificano in entrata il prodotto che producono, però pochi quelli che ancora commercializzano direttamente il prodotto, perché magari optano più per darlo ad altri trasformatori che poi magari ci ritroviamo, non so, il miele calabrese nei vasetti di Alcenero, che è un'azienda di Bologna. Ci ritroviamo l'olio nostro biologico, quello buono buono, magari nelle bottiglie anche di Carapelli, che poi lo firmano probabilmente 100% italiano. Quindi anche questo può andare bene, però sarebbe più opportuno che i produttori facessero quest'ultimo passo, che è quello appunto della commercializzazione. È un momento molto complesso, perché non dimentichiamoci che questo blocco del Covid
ha costretto un po' tutte le aziende italiane a rallentare questo momento positivo che c'era, perché c'è stato un momento molto positivo fino a pochi mesi fa. Però Gianni, mi hanno dato le angurie di Tarsia, no? Sì. Della Valle dell'Esero, perché tu guarda Fabio, c'è una tradizione, l'altra volta mi dicevi, noi abbiamo anche tradizione produttori di greca, anguri, tradizione greca è veramente in azienda della Valle dell'Esero, a Ita, non so come si chiama. Sì. Però ecco, cosa succede lì? Molti non la conoscono, non siamo a conoscenza di queste... Perché il mercato interno calabrese è molto limitato, quindi aziende molto strutturate non possono mettersi a consegnare negozio per negozio o nei mercati generali, Sì. eccetera, ma preferiscono riempire i tir di merce e Sì. fare un unico scarico magari sulla piazza di Milano, sui mercati di Bologna o di Roma. Perché là ci sono più opportunità. Sì, ma Gianni, io quello che voglio lanciare il messaggio, e mi auguro col Diretti, l'assessore all'agricoltura Gallo o meno, perché noi sentiamo parlare da più anni, insomma, no? Perché questi prodotti, noi già abbiamo fatto grande il nord, perché questi luminari del sud hanno fatto grande il nord, perché noi cerchiamo di creare un indotto anche dal turismo, perché secondo me qui bisogna consumare calabrese, bisogna consumare il chilometro zero, il famoso chilometro zero, cerchiamo anche noi di avere questa mentalità, no? C'è un piccolo dettaglio, il consumatore finale spesso va a cercare il prezzo. Sì. E il prezzo purtroppo, quando hai davanti un'azienda strutturata, dove paghi i dipendenti, dove paga i prodotti agricoli, dove comunque ha dei costi, Sì. non può vendere sotto una certa soglia. E negli ultimi anni abbiamo notato che c'è molto inserimento di prodotto anche del Nord Africa, quindi vediamo, sì, arrivano fagiolini, arrivano peperoni, arrivano melanzane, arrivano pomodori. Scusami Gianni, con noi prezzi Gianni. bassissimi. Allora noi le clementine di Corigliano li vediamo col binocolo perché li compra l'Esselunga di Milano, no? Di Bergamo. La migliore merce voglio dire, lassù. perché ecco, Perché Esselunga gli dà il giusto prezzo ho capito. e quindi piuttosto che Esselunga stiamo parlando di... o comunque il consumatore a Milano è abituato a pagare una clementina comunque 2,50 €, mentre qua se la vede più di 75 centesimi non la vuole. Abbiamo capito. Allora sindaco di Montepaone, lo volevo salutare, grazie per essere insieme a noi per questo pomeriggio, insomma siamo in diretta qui su Tenere 15:15 in questo preciso istante. Quanti abitanti fa d'estate Montepaone? Insomma, hai delle strutture bellissime qua. A Montepaone d'estate arriviamo con tutto l'indotto, diciamo, dei paesi vicini, quelli che stabilmente arriviamo quasi a 20.000 persone che gravitano sul Montepaone Lido, quindi è una bella realtà turistica, anche perché è servita, abbiamo tutti i servizi, supermercati, farmacie, uffici postali. Avete la farmacia, che è la cosa importante, perché io ogni tanto mi scontro, l'altra volta a Lorica diceva il presidente del parco Curcio, anzi la domanda diceva anzi Attilio diceva come c'è le farmacie a Lorica, no? Voglio dire, hai fatto bene a sottolinearlo, no? Quello senz'altro, ma anche durante l'inverno, ora con la facilità che hanno costruito una nuova superstrada, la 106, è abitato, non è più un dormitorio durante anche i periodi invernali, bensì parecchi si sono trasferiti qui a Montepaone. Sindaco, che manca in Calabria? Io faccio la domanda da 1 milione di euro, perché poi si parla sempre di turismo, di agricoltura. Io penso che questa Calabria, il volano sicuramente sarà il turismo e l'agricoltura. Negli anni non abbiamo avuto l'assessore al turismo, non abbiamo avuto l'assessore all'agricoltura. Quest'anno sembra che insomma la Giunta Santelli ce l'ha tutte e due, Orso Marso e Gallo. Non abbiamo avuto l'assessore ai lavori pubblici, insomma al lavoro, se non mi sbaglio c'era Roccisano che poi è stata mandata via anzi più tardi la chiamiamo, Federica Roccisano interverrà. Allora prego, cosa manca secondo lei in Calabria? Sì? Manca il decollo, cioè dal punto di vista andrebbe incrementato, cioè create anche dei pacchetti turistici del periodo che va da maggio fino a settembre-ottobre, anche perché il nostro clima lo permette, quindi quell'elemento trainante finché i periodi morti e bassa stagione si crea questo slancio in più per tutta la Calabria, perché abbiamo dei posti bellissimi, quindi sarebbe, come dire,
con promuovere questa cosa anche nei paesi esteri, ecco, quello che anche oggi è quello che manca. Attualmente Montepaone, come lo sto vivendo io, tutti gli alberghi sono aperti, c'è stato anche un incremento di presenze in questo mese, sarà perché c'è stato il lockdown e quindi la gente vuole, dal punto di vista uscire, andare al mare, anche perché il telelavoro ha aiutato anche le persone anche a venire in vacanza, perché lavorano da qua e sfruttano anche il mare, la vacanza in se stesso. Certo, allora sentiamo il dirigente scolastico, approfitto e lo saluto perché si parla di scuole alberghiere, insomma anche da qui secondo me deve ripartire questo turismo calabrese, no? Questi giovani che vanno sostenuti, questi giovani professionisti che purtroppo ahimè l'estate vanno fuori e qua non trovano spazio, perché secondo lei? E qua dovrebbe entrare a questo punto a gamba tesa anche la regione Calabria, no? Allora, innanzitutto parlo oggi in qualità di dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Montepaone. Vabbè, prossimamente sarai... Ieri è arrivata la nomina a dirigente scolastico dell'alberghiera di Soverato, però ufficialmente... Che la diamo oggi, vedi che bella cosa, quindi mi sto in esclusiva il mio caro collega Giuseppe Fioresta. Sì. Comunque, al di là di tutto, io penso che oggi, non paradossalmente, ma per una coincidenza o perché Gianni Sgro è sensibile a queste cose e ha cercato di coinvolgere la classe imprenditoriale, le istituzioni e chi si occupa di formazione, ma in Calabria manca proprio questo, la sinergia tra i vari attori che dovrebbero determinare le sorti di questa maledetta e bellissima regione. Guarda la telecamera, allora, ti guardano a casa, qualcuno ti guarda. Sì, non ci sono problemi. Allora, la regione Calabria offre ciò che altre regioni non possono offrire, perché noi abbiamo 700 km di costa, abbiamo 4 rilievi importanti e quindi dal punto di vista turistico e tutto ciò che crea il turismo, diciamo che la regione Calabria è una delle regioni più belle d'Italia, perché ha effettivamente grande potenzialità. Ovviamente manca la cultura del gioco di squadra, di fare di tutte le parti che sono chiamati a svolgere il proprio ruolo un coordinamento e quindi fare dei progetti integrati che possano dare slancio alla nostra regione. Quello che manca è proprio questo. In questo la formazione occupa un ruolo molto importante, perché bisogna partire dalla scuola e quindi la scuola alberghiera è un'istituzione che ha un ruolo fondamentale per formare i giovani a questo settore, e poi ci deve essere anche la sensibilità degli imprenditori, delle istituzioni politiche, affinché anche dal punto di vista economico i giovani stessi possono avere una giusta remunerazione, altrimenti, come lei diceva prima, questi ragazzi sono costretti ad emigrare, a partire, andare fuori, e qui poi rimangono i non professionisti che si improvvisano a svolgere attività di ristorazione. Quindi mi pare che questo è il controsenso a cui noi siamo chiamati a riflettere, perché è importante capire il perché di questa ondata di emigrazione verso il nord e verso l'estero, e addirittura ci sono bravi ragazzi con tanto di titoli e con tanto di attività professionale brillante che si realizzano, manifestano le proprie qualità, le proprie attitudini e le proprie capacità all'estero e non nella dolcissima Calabria. Io lo dico spesso, no? Comunque siamo in diretta, vi dico amici all'ascolto, sono le 15:21, siamo da Montepaone, presidente del comune di Montepaone, alle porte di Soverato, subito dopo la pubblicità, intorno alle 15:30, poi ho realizzato pochi minuti fa delle interviste sul lungomare di Soverato e poi anche a un imprenditore di Soverato con i lidi, quanta bella Soverato, Montepaone, stiamo parlando veramente di strutture bellissime ci sono, però ti do del tu, Renato. Ci mancherebbe, grazie. Allora, il suggerimento che vogliamo dare a questa regione Calabria qual è? Da dove bisogna ripartire? Allora, bisogna ascoltare anche gli imprenditori, bisogna ascoltare i dirigenti scolastici, bisogna ascoltare un po' tutti, no? Allora, innanzitutto bisogna cambiare la visione dal punto di vista culturale proprio, cioè credere e capire l'importanza dello stare insieme, altrimenti non si va da nessuna parte.
Allora, il discorso che, come dire, io mi ricordo quando venivo a scuola a Soverato, Gianni, tu siamo più o meno della stessa età, mi ricordo che a Soverato c'erano 4 alberghi negli anni 80, nel 2020 ci sono 3 alberghi e mezzo, e questo la dice tutta. Quindi evidentemente è mancato quel coordinamento tra gli imprenditori, tra le istituzioni. Se non c'è questa sensibilità, se non si capisce che il bene collettivo prevale sull'interesse individuale, di conseguenza produce poi per tutti, no? Non possiamo andare da nessuna parte, perché gli altri paesi, emergenti in particolare, fanno passi da gigante nel frattempo, e la Calabria rimane sempre più indietro, perché noi dobbiamo pensare che viviamo in un contesto ormai mondiale, europeo e mondiale, non siamo più qui una abbiamo... regione d'Italia. Allora, però bisogna dirlo che qui in Calabria al sud abbiamo quasi 10 mesi all'anno il sole, non lo sappiamo sfruttare, no? Esatto. Quindi voglio esatto. dire, abbiamo... Basta pensare, il fotovoltaico per esempio, che è una fonte di energia rinnovabile, si sta sfruttando in Germania e in Calabria non decolla, ma questo come tutti i settori. Il perché? Bisogna farsi queste domande e poi seriamente sedersi intorno a un tavolo. Renato, io volevo coinvolgerti appunto sul fatto di questi ragazzi dell'alberghiero, perché l'altra volta ne ho conosciuti 2 o 3 a Guardia, e voglio dire, sono ragazzi veramente bravi, professionisti. Certo. Perché ecco, l'imprenditore non riesce, non assume e poi vanno fuori? Perché secondo costano troppo, devono spendere di più, magari assumere l'elettricista che fa il cameriere. Ti ringrazio per la domanda, Gianni ha fatto poco fa un'osservazione dicendo che il prodotto buono, il prodotto di qualità, il prodotto biologico non può scendere al di sotto di un determinato costo, ed è vero, è la sacrosanta verità, perché ci sono dei costi di produzione al di là al di sotto delle quali non si può scendere, non si può andare. E così, se io voglio la figura professionale, io a volte noto che ci sono delle bellissime strutture alberghiere, ma che manca lo chef. Bravo. Cioè non si investe sullo chef, Ma non scusami, si investe sul mezzo. ma di che stiamo parlando? E allora, la qualità come si garantisce? Renato, scusa, ma quello che ti voglio dire, se arrivi a un ristorante, arriva un metro oppure arriva il cameriere, decime, ti dice dimmi, ci voglio dire, è tutto il contesto che deve essere rivisto. Il suggerimento che voglio dare a questa benedetta regione Calabria, per assumere questi ragazzi dell'alberghiero o meno, perché non danno una forma, danno dei contributi a fondo perduto a chi assume un ragazzo dell'alberghiero, magari non gli fanno pagare i contributi, una formula del genere. Ci sono tante formule, no? Subentra il ruolo della politica, ma anche questo, no? La politica è un perché io un ragazzo di qua da buttare. Non va bene che un ragazzo dell'alberghiera di Soverato, di Paolo, di Cosenza vada poi a lavorare a Rimini, a Riccione o in Sardegna, capito che voglio dire? Sì. Anche questa è l'ABC, no? È l'ABC. Comunque, sindaco, aveva tirato in ballo. Che voglio dire? Allora, sindaco di Montepò, prego, che voglio dire? Ecco, la politica. Non è facile, c'è la pubblicità ora, no? Ma mi dicono che c'è un ritorno dalla regia centrale, ancora non mi hanno chiamato. Prego, sindaco. La politica, vabbè, io amo il mio paese, quindi mi dedico anima e colpa 24 ore su 24. La politica poi ha vari stati, no? Quindi poi viene quello regionale e poi viene quello nazionale. Si dovrebbero impegnare di più per la propria terra, quella che è la Calabria. Se noi pensiamo che la questione meridionale, no, dal punto di vista esiste da 50 anni, ancora oggi stiamo parlando anche della questione meridionale, sempre il sud. Sì. Vuol dire che non c'è stato un impegno serio, cioè un amore verso la propria terra. Se io amo il mio paese, anche la piccolezza, come dire, dal punto di vista riesco a farla, e quindi ci vuole questa forza di volontà e di amore verso quello che è la Calabria. Lei con le istituzioni della nuova giunta ha avuto modo di sentire l'assessore, ha avuto modo di sentire il presidente, avete fatto delle richieste, avete parlato ancora finora con nessuno? No, vabbè, ci sono state delle richieste per quanto riguarda il Covid, delle situazioni del Covid, insomma. E quindi, ma ancora un confronto non c'è stato, quindi con il presidente, con l'assessore. Però quanto prima ci mancherà occasione da questo punto di vista.
Però serve sempre l'impegno, quindi l'impegno è lavorarci su. Perché... Senti, Sindaco, ma questi giovani di Montepaone che chiedono, che vogliono solo lavorare, oppure questo reddito di cittadinanza non ne chiedono più lavoro? Secondo lei come sta andando? No, ci sono alcuni che vogliono lavorare. Alcuni che vogliono lavorare, specialmente i ragazzi, e quindi poi ci sono quell'altro un po' su che hanno il reddito di cittadinanza. Ci stavano a casa che preferiscono restare a casa. Però attualmente oggi parte il progetto nel comune anche di Montepaone che quelli del reddito di cittadinanza devono fare 8 ore a settimana al servizio proprio del proprio comune, quindi abbiamo 120. Quanti ce n'avete a Montepaone? 120 persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza e finora non hanno fatto niente questi? No, finora no. È una cosa sbagliatissima che non la condivido. Capisco quello di aiutare, venire incontro, però ci vuole una contropartita e a rendersi utile per la propria comunità. Pensi che loro possono dare una mano, insomma, anche a raccogliere qualcosa a livello non dico di rifiuti, però magari dare un supporto agli anziani, ma anche come dire, dal punto di vista. Senti, la domanda che mi dire che manca a Montepaone? Soverate poi ma Lecci non so se poi più tardi arriva, prego. Che manca a Montepaone, Sindaco? No, a Montepaone va bene. Non manca niente. No, non manca niente. Allora, quello che noi manca il sistema di depurazione che deve essere spostato a monte, perché noi abbiamo pompi di sollevamento, perché abbiamo un depuratore consortile tra 5 comuni che ce l'abbiamo a 50 metri. Montepaone, avete Soverato e siete collegati con Soverato? Siamo no? collegati Staletti, Gasperina, Montauro, Petrizzi e parti di Soverato, e quindi più Montepaone. Quindi va spostata la depurazione. La depurazione va fatto questo investimento, anche perché noi abbiamo delle pompe di sollevamento a 50 metri dal mare. Non mi nascondo che durante il periodo estivo io non dormo né notte né giorno, perché basta un solo guasto, io in termini di 20 minuti ho la foglia a mare, e quindi serve questa attenzione. Abbiamo presentato un progetto di fattibilità spostando tutto a monte, diciamo, perché un guasto a monte ci mette 2-3 ore ad arrivare, ecco, questa è la cosa. Va fatto anche su questo sicuramente c'è bisogno di intervenire in questa regione, soprattutto. Ma poi c'è un assessore ultimo adesso, no? Sì, quindi sì, sicuramente ultimo, qualcuno diceva penultimo uguale, però l'importante è che da ultimi ritorneremo ai primi, cerchiamo di arrivare ai primi, no? Perché ultimo, sta Calabria è ultima in tutto, no? Abbiamo il record quasi in tutto, no? Siamo sempre gli ultimi, però questa volta forse riusciremo ad arrivare ai primi, che dici? Speriamo, ce lo auguriamo. Gianni, prima di andare in pubblicità ti volevo chiedere su questo discorso importante del bio, perché ci sono molti truffano, no? Questi cosi, pieno questi cosi, bio, però poi dopo, come del resto anche molti agriturismi in Calabria poi fanno, no scusa per i discount, per carità di Dio, me ne guarderei bene, però poi fanno la spesa ai discount, quindi di bio e di agricoltura non se ne parla proprio. Che vogliamo dire su questo? Sì, spesso, come diceva prima appunto il preside, il dirigente e il sindaco, mancano questi corpi intermedi. I corpi intermedi sono quelle figure che servono ad avviare, a far diventare un processo concreto. Per esempio, io immagino adesso questi 150 percettori del reddito di cittadinanza, chi va a controllarli? No, non fanno lì su a casa tranquilli. Ma chi gli dirà salutiamo, un abbraccio a voi che siete a casa. Chi li coordinerà? Perché coordinare delle persone c'è bisogno di competenze, quelle figure. C'erano i tutor, ma i tutor sono solo sull'autostrada, adesso però i tutor non so che fine hanno. Anche nel biologico ci vorrebbero più controlli, come negli agriturismi, perché anche negli alberghi, perché non tutti gli alberghi sono all'altezza, come diceva prima il nostro dirigente scolastico, sono all'altezza della qualità che poi viene pagata per quell'albergo stesso. Quindi ci vorrebbero più controlli, perché i soldi sono dati a pioggia spesso in determinate strutture, però poi mancano questi corpi intermedi. Quindi io un appello che faccio alla politica è: cerchiamo di lavorare sui dirigenti, sulle persone che possono fare dei controlli, ma non solo i controlli, anche l'avviamento, comunque la cultura del lavoro, perché manca in questa terra la cultura del lavoro. Spesso i ragazzi vanno a lavorare a Rimini, ma non sanno che a Rimini comunque hanno un lavoro da 700-800 portate ogni giorno, pasto. ogni pasto, certo. Mentre qua un ristorante, se gli va bene, fa 40 portate.
Allora, per dire. Gianni, allora ti Perché a interrompo. Rimini ti danno Sì. i soldi, ma effettivamente devi dare Devi lavorare. devi restituire. Allora ragazzi, scusami Gianni perché riprendiamo subito dopo, abbiamo la pubblicità, vi ricordo che siamo in diretta qui da Monte Paona alle porte di Soverato, poi rientriamo e poi ti chiamo Enzo dalla Reggio Centrale, questi servizi che abbiamo realizzato pochi minuti fa su Soverato. Allora da Monte Paona per il momento la linea, che poi ecco queste trasmissioni nate giusto per suggerire a chi gestisce la cosa pubblica dove andare a intervenire, perché magari qualcuno un'idea ce l'hai tu, l'idea ce l'ha il dirigente, il sindaco o meno, magari noi siamo da supporto anche a chi gestisce la cosa pubblica. Allora ci fermiamo un attimo, ritorniamo subito dopo in diretta qui da Monte Paone Lido. A fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Così. Ok, resti in linea qua, lascia così. Dimmi Federica, dove sei tu quindi oggi? Enzo, Sì, dai. non ti sento, parla più forte, detto? Ma là le strutture alberghiere stanno lavorando. Siamo girando, ecco qua, ritorniamo da Monte Paone, Lido, ecco, che è la montagna lì su cos'è, sindaco? Là sopra è la montagna? Monte Paone Superiore. Monte Paone il centro Superiore. storico, un borgo antico, quindi... Lo state vedendo in questo momento il borgo antico? No, lì è Gasperina, quella è Gasperina, Monte Paone Superiore, sì. Allora, siamo ritornati in diretta qui da Monte Paone. Enzo dalla Regia Centrale, subito dopo ti do la linea per seguire questa intervista che ho realizzato un po' un'ora fa su Soverato, però se non mi sbaglio dovremmo avere in collegamento diretto l'ex assessore della Regione Calabria Federica Roccisano, che saluto. Buonasera, buon pomeriggio assessore, come va? Ciao, buon pomeriggio a voi. Allora io ho detto ancora assessore perché rimani sempre assessore, insomma, hai fatto bene, però in qualche modo mi sente assessore? Sì, sento benissimo, voi mi sentite? Sì, adesso sì, no, perché è un telefono questo nuovo di Gianni, quindi io ho l'altro telefono dove l'audio arriva da sotto, qui arriva da sopra, va bene. Comunque, come va assessore, ex assessore al lavoro della Regione Calabria, che vogliamo dire ai calabresi, assessore? Di amare e apprezzare questa nostra regione così bellissima, soprattutto in questa estate che si fa sempre delicata e particolare, soprattutto sui temi del turismo, che ho sentito stanno trattando benissimo, e anche sui temi della scuola, e sono contenta che c'è il dirigente scolastico dell'istituto alberghiero. Lo sviluppo di questa regione non può non passare dallo sviluppo delle competenze, dalle reti necessarie che ci devono essere tra amministrazioni locali, scuole, comunità locali e ovviamente le imprese. E tutto bisogna fare mettendo al centro proprio il rispetto e l'amore per il nostro territorio, come fa Giovanni quotidianamente attraverso il suo lavoro. E Giovanni è un grande, si impegna tanto per questa Calabria, per la natura naturalmente, perché lui ci crede molto. Però assessore, io lo dico sempre, in Calabria a prescindere dall''ndrangheta o meno, perché qualcuno dice ma sai questi giovani passano dall'altra parte, ma un tema così difficile da trattare. Ma io penso che i calabresi, i ragazzi vogliono lavorare, non vogliono passare contro lo Stato, e forse l'obiettivo primario di questa regione è creare sinergie, creare lavoro. Questi giovani, una volta finita la scuola dell'obbligo, bisogna inserirli in ambienti lavorativi, perché assicurargli uno stipendio, un ragazzo non penso che poi va a delinquere, insomma. Assolutamente, per questo dico è importantissimo la rete con le scuole, le comunità e le imprese, perché comunque anche la scuola e le imprese devono dialogare e collaborare tra di loro, non pensare che possono completare il percorso formativo ai ragazzi senza minimamente pensare al dopo e a quella che è la prospettiva del lavoro. Se fare il secondo superiore non è la stessa cosa di fare il quarto, al quarto devi essere orientato rispetto a quello che tu riesci a fare e anche a dove puoi proseguire la tua attività lavorativa. E a proposito di giovani, io penso alla gente
detto in un'altra occasione, ma ne sono arci convinta, che in questa estate dove il lavoro a distanza sta accompagnando tanti di noi che sul lavoro, è capitata la formazione attraverso la didattica a distanza e la didattica online, quindi molto al sindaco, in questo caso apriamo i nostri comuni alla possibilità di avere come ospiti degli smart worker che anziché lavorare all'interno di una città possono venire a lavorare negli appartamenti, nelle case che abbiamo vuote o anche nelle signore dell'albergo che abbiamo nei nostri luoghi, non solo per godere di questo mare della Porta Pranzo, come io personalmente faccio quotidianamente nel più bellissimo mare di Siderno, ma possono godere anche della possibilità di poter lavorare in una delle regioni più belle d'Italia, che è la Porta Calabria. Siderno è commissariata, se non mi sbaglio, no? Ho avuto modo di sentire più volte difficoltà su Siderno con la raccolta, vabbè, la raccolta un po' dappertutto dei rifiuti, quindi voglio dire, su questo c'è tanto da parlare, però in questo caso, siccome si parla di turismo, assessore, ex assessore ai lavori pubblici, volevo chiederle cosa deve cambiare in Calabria, poi la lascio. Allora, io sono di quelle che pensa che la Calabria è già bella così, sono i calabresi forse che devono cambiare qualcosa e si devono rivolgere a non pensare minimamente che i piccoli successi che hanno raggiunto sono poi di vita naturale. Dobbiamo ragionare che, come diceva Darwin, ci dobbiamo adattare al cambiamento, non avere paura del cambiamento. Lo dico perché tanti comuni in questa fase si stanno anche pronunciando contro il 5G, in una fase in cui onestamente la tecnologia penso che possa aiutare. Lo dico perché molte comunità locali hanno apprezzato quello che stava succedendo anche con gli spazi, invece abbiamo visto come a Roccella ne ad esempio tantissime altre comunità hanno aperto le braccia e hanno anche valorizzato quando è stata una comunità stava più aggregata ancora più sociale e da ultimo coltivare l'attenzione alla popolazione, vedere l'altro, il vicino di casa, il collega, anche il competitor dello stesso settore, non come nemico, ma come qualcuno con il quale collaborare e crescere personalmente e soprattutto collaborare per far crescere insieme il territorio. Assessore, anzi ex assessore, ricordiamo, qualcuno dice assessore, vabbè, no, rimane sempre assessore ai lavori all'assessore lavoro della regione Calabria, Giunta Oliveri, ma Oliveri ha visto che è sceso in campo di nuovo, non so, ieri ha fatto una conferenza stampa, però non parliamo di politica, un abbraccio grande all'ex assessore Federica Locisano, se vuole salutare il sindaco, gli amici lo può fare, assessore, prego. Un abbraccio grande a tutti i nostri spettatori, agli ospiti di studenti, a Pisa, Margherita, all'amico Giovanni, e permettetemi, visto che siamo tutti, di mandare un abbraccio enorme ad Attilio Sabato. Allora lo salutiamo Attilio, il direttore di Tenno, un abbraccio anche a lui. Se non mi sbaglio a Siderno, il segnale arriva bene di Tenno a Siderno, sì? Sì, bene. Benissimo. Grazie, buon pomeriggio assessore. E in bocca al lupo. Grazie. No, un lupo al lupo. Grazie all'assessore Federica Locisano. Allora, sindaco, sentite l'assessore, l'ex assessore, rimane assessore per ancora. Che vogliamo dire? Sì, vabbè, siamo sempre sulla stessa linea d'onda, quindi però quello che io sempre professo è l'amore per la propria terra e l'impegno, e quindi è quello di uscire fuori. Mi piace quel passaggio che tu hai fatto dal punto di vista dei giovani, che se si gli offre la possibilità di avere uno stipendio è davanti a un bivio, andare da parte della criminalità, dell''ndrangheta, oppure seguire ma io questo penso, sindaco, che sei un giovane, è un passaggio importantissimo. Ma io sono provocazioni che faccio, perché qua parlano di commissione antimafia, di questo e che là. Ma lo capiscono che qua bisogna creare lavoro, indotto, ci sono tante, poi accesso al credito in questa regione non ce n'è, sindaco, parliamoci chiaro. Se un ragazzo si presenta nella banca ti pigliano a calci nel sedere, ti piccate a due fin quando diventano dispari. Per ottenere un prestito bisogna, come dire, 100.000 euro bisogna dare garanzia per 1 milione di euro. Non ce l'ha nessuno. Quindi voglio dire, c'è tanta l'opportunità di dare a questi giovani l'opportunità di poter lavorare e di poter scegliere, dice, sto dalla parte dei giusti o sto dalla parte sbagliata, e quindi è solo con il lavoro. Io penso che nessuno vuole delinquere.
Sì, nessuno, ma non penso che un assolutamente. ragazzo di 18-20 anni, se tu lo inserisci, esce dalle scuole dell'obbligo in un ambiente lavorativo, questo porta la pagnotta a casa, porta lo stipendio e da fessi che va a delinquere. Poi ognuno sceglie nella vita, io gli favo male il malavitoso, faccio malavitoso, poi pago però, cioè, capito? Sì, Non sì, vedi sì. tutte le chiavi. Concordo. Però dai la possibilità a questi giovani di lavorare, no? Concordo Però di che cosa pienamente in stiamo questo, parlando? concordo pienamente in questo. Allora Gianni, stavi concludendo, poi diamo la linea alla regia, c'è Enzo dalla regia centrale che manda questo servizio Sì. realizzato pochi minuti fa su Soverato, prego. Sì, noi per aiutare appunto i produttori calabresi abbiamo ideato una campagna 100% Calabria, dove stiamo lavorando moltissimo con i produttori calabresi di prodotti già di largo consumo, con aziende sia quelle blasonate come Caffo, Callipo, eccetera, Sì. e sia con aziende piccoline, microscopiche quasi, che comunque cerchiamo di aiutarli promuovendole anche sulle nostre pagine Facebook, eccetera. Quindi invito praticamente gli imprenditori, i miei amici imprenditori, no, ma soprattutto gli imprenditori, i miei colleghi, ecco, Sì. di aprire le porte ai produttori calabresi, perché abbiamo bisogno di lavorare in questa regione con i nostri prodotti. Quindi i consumatori faranno la loro parte perché sono già ben sensibilizzati da questo punto di vista e sono pronti. Io mi accorgo che negli ultimi 2 anni c'è una richiesta sempre più di prodotti regionali, perché proprio si vuole mettere in pista questo aiuto concreto ai lavoratori calabresi, perché se consumiamo l'acqua calabrese, consumiamo il caffè calabrese, se consumiamo il tonno calabrese piuttosto che i vini calabresi, Abbiamo tutto. la cantina assume 10 persone in più, il caffè, l'autorefazione, e quindi c'è un indotto e non dobbiamo chiedere niente a nessuno. Poi un'ultima cosa sulla politica nazionale, che l'Europa ci dà i soldi a patto che il 32% venga speso per ripianare il gap tra nord e sud. Questo non viene detto da nessun politico nazionale né tantomeno nessun politico meridionale, e invece la politica si deve battere affinché ci sia questa equiparazione tra nord e sud, e l'Europa ti dà i soldi, altrimenti se li devono dare per il nord, mi creda, soldi non ne arriveranno, perché nessuna regione, nessuna nazione europea è disposta a dare i soldi all'Italia se quei soldi servono per far aumentare ancora di più il gap, che già il nord è molto avanzato dal punto di vista economico. Abbiamo parlato di nord, parliamo dello sud, che se no ne parliamo sempre. Sì, però un appello ai nostri politici che si impegnino di più, si impegnino di più. Allora adesso vi faccio vedere degli anziani, tra virgolette, over 65-70, una panchina in corretta stamattina, pochi minuti fa a Soverato, e poi c'è questo lido che è anche a Soverato, che è già pronto per il Spox, quindi è già pronto per il grande turismo estivo. Allora Enzo, a te la linea, possiamo partire da questo servizio, ritorniamo subito dopo qui da Montepaone Lido, prego. Io sono sul lungomare di Soverato, approfitto e saluto le persone anziane, tra virgolette anziane, perché oggi è così, diciamo Soverato è più dei giovani, ma ci sono anche noi, gli anziani, alle panchine, belle, al fresco, per questo venerdì 17, penso venerdì 17, cioè la vogliamo sfatare sta cosa. Come ti chiami? Io mi chiamo Pietro Tropea e sono di Soverato. Come sta andando? Ma l'estate diciamo che c'è un po' di turismo, c'è qua, zona Soverato, zona Montepaone, però non è quel grande, dovrebbe... Cioè, insomma il calo c'è stato. Il calo c'è. Però io penso che dovrebbero, in questo periodo qua dovrebbe arrivare qualche cosa di turisti veri. Speriamo che arrivi. Se mancasse agosto, aspettiamo tutti agosto. Però su Soverato ci troviamo tutti bene, perché diciamo è una raccolta di tutti questi paesi che il weekend si lavora. Grazie pure all'amministrazione, che Soverato, Il sindaco Alecci. sì, grazie a lui, funziona bene, tutto sta funzionando bene. Magari Però che cosa bella è che trovare le persone che parlano bene della Calabria, no? Della nostra Calabria, perché di solito sentiamo sempre il mare sporco, questi invece no, il mare di Soverato no, è impossibile che dicono così. Soverato è il mare nostro, prima che abbiamo le bandiere blu là, che è da 3 anni che 4, non lo so, sono 10 in Calabria. Poi
con l'aiuto della nostra amministrazione, grazie al cielo abbiamo trovato un'amministrazione che sa lavorare, non c'è niente da dire. La cosa più importante è cos'è. Lei invece come si chiama? Antonello mi chiamo. Si sente l'accento milanese, di ok, va bene. Lo so. Antonello invece cosa fa? Faccio di tutto, io purtroppo faccio il pensionato. Meno male, che ormai queste pensioni... Sono invecchiato, vuol dire che sono invecchiato. Lo spirito che è importante. Magari bastasse lo spirito. Che vogliamo dire ai calabresi? Secondo lei quest'estate si riprenderà? Speriamo di sì, speriamo tutto bene, almeno pensiamo positivo. Questa è la cosa più importante. Pensiamo positivo e poi come va adesso? Invece questo venerdì 17 c'è una scaramanzia. La scaramanzia è dei poveracci. Cosa? Non voleva aprire mio figlio. Venerdì 17. Il 17. Che diamo. Allora, siamo sul lungomare di Soverato, loro sono gli over 60, insomma. Sì. Over 70. No, non esageriamo. Over 70. Non esageriamo. Il signore invece come si chiama? Io mi chiamo Domenico Cutrussola, ex insegnante. Il cognome non è una parola, aspetta, com'è il cognome? È proprio calabrese. Fammelo sentire. Mi confondevano quando ero militare, sardo calabrese. Cutrussola. Truzzola il cognome. Cu come sci, come Catanzaro. Sola. Benissimo. Siamo riusciti a fare lo spinning, insomma, lo spinning che abbiamo fatto. Allora, che vuoi dire? Che voglio dire? Insegnante in pensione. Insegnante. È cambiata la scuola. Sono un trombettista pure, un trombettista, insegnante di musica, 42 anni, e noi ci vediamo qui questo bello lungomare. Bellezza. E vogliamo dire, la Calabria, perché non possiamo suonare con la banda, le feste. Ecco, le feste, poi faccio tu Covid. Il presidente... C'è la banda a Soverato? Sì, e io sono il veterano, quasi 58 anni di banda musicale. Che elementi siete? Noi abbiamo una bella scuola di musica che praticamente è convenzionata con il Conservatorio di Vibo Valencia. E sono poche realtà qui in Calabria. E quindi abbiamo una bella scuola di musica, siamo 35 elementi di banda musicale. Peccato che quest'anno non possiamo fare la Madonna a Mare. Quando è la Madonna a Mare? La seconda domenica d'agosto, però c'è un evento particolare, vi inviterei. Come si chiama? Soverato Superiore, perché c'è il 500° della Pietà del Gaggini a Soverato Superiore, nella chiesa della Dolorata. Quando è questo? E questo evento è nel 2021. Speriamo bene che superiamo il 2020, perché c'era un Covid-19, Covid-20, poi speriamo il 21. E io ci saremo. Ho composto l'inno alla Madonna della Pietà. Va bene. Domenico, grazie. Vuoi salutare qualcuno? No, io voglio salutare la gente di Calabria e gli amici cosentini. La gente di Calabria, eccoli qua. Gli over 70 di Soverato, 70, che è me, spartiamo la differenza, 65. Io comunque sono un ristoratore comunque. Tu sei un ristoratore? Sì, no. Al marinaio. E come sta andando? Benissimo, ma io da una vita, del 1982 che sono aperto, faccio il ristoratore. Complimenti, allora significa che lavori bene e c'è la qualità. No, lo dicono i clienti. La pubblicità ve la fate da solo. Grazie. Grazie, allora fra poco ancora insieme a altri ristoratori qui di Soverato, fra poco. Ed eccoci ancora con Obiettivo Turismo, avete seguito gli anzianotti, tra virgolette, abbiamo sentito di Soverato, quindi al fresco, invece qui siamo sul lungomare e quindi approfitto e saluto, avete visto questo lido bellissimo da oltre 3 anni, è il Spox Beach Restaurant, è bello, giovani imprenditori, sono lui e il fratello. Niccolò, buongiorno, come sta andando l'estate e cosa vogliamo dire agli amici calabresi? Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto l'estate sta andando bene, onestamente ad aprile eravamo molto più spaventati, però devo dire che la gente anche riesce a controllarsi, evitare il più possibile questi assembramenti. Noi abbiamo predisposto anche un'entrata e un'uscita separate per i clienti degli ombrelloni, abbiamo distanziato gli ombrelloni, distanziato i tavoli, appunto che
era per evitare di perdere quei coperti e mantenerli sempre a una certa distanza. So che fate anche ristorazione, voi siete completi, diciamo. Sì, noi siamo completi. Apriamo la mattina e chiudiamo per le 2-3 la notte, perché facciamo anche il dopo cena per bere qualcosina sulla spiaggia. Quindi partiamo dalla mattina con la colazione e arriviamo fino al dopo cena. Come vedi c'è questa sabbia bianca che è bellissima, che è Soverato, ma poi del resto la cosa importante che sottolineo io ai calabresi sono questi giovani che fanno imprese, e questo va dato atto perché voi ci mettete anima e cuore, come dicono a Napoli. È vero, poi essendo dei fratelli, diciamo, in famiglia, la cosa viene portata sempre a casa, anche in inverno, sempre per parlare per le novità dell'estate, il pensiero fisso è il locale, come migliorare, quali novità portare, quali servizi per i nostri clienti, è un discorso continuo, diciamo, durante l'anno. Senti, c'è un piatto vostro particolare che fate, giusto per ricordargli agli amici che seguono questo obiettivo turismo, poi se venite qui allo Spox di Soverato avete la possibilità di gustare che cosa? Qual è il piatto vostro? Il piatto nostro forte è lo scoglio, il classico scoglio, sì, lo scoglio dello Spox, che appunto non può mancare, come una cozze e vongole non può mancare. Poi abbiamo anche ovviamente i piatti più ricercati, però la base, che è appunto il classico, lo scoglio, la cozze e vongole non può mancare, come una frittura di calamari. Senti, vicino al sindaco, a lei che vogliamo dire? Ho sentito le persone più anziane poco fa, sono tutti contenti di questo sindaco. Siamo contenti anche noi, è un sindaco giovane, abbastanza disponibile ogni volta, addirittura io lo sento pure su WhatsApp, quindi... Avete questo collegamento diretto? Di una cosa... Sì, è una cosa rara. È vero che lui io l'ho avuto in diretta tempo fa, sta fino alle 10, 10 e mezza al comune. Sì, è vero, sta... 22:30 dice. Sì, magari lo chiude anche lui a volte, però ha voglia di fare, appunto, come noi. C'è stato un calo o no, Nicolò? Onestamente no. Non c'è stato un grosso, magari qualcosina, ma veramente impercettibile. La gente ha voglia di uscire, magari dopo che siamo stati chiusi in casa 2 mesi, allora la gente ha voglia di uscire. È un po' più responsabile anche, quindi voglio dire, avete accusato poco e niente, voi confidate nel mese di agosto sicuramente. Sì, esatto, agosto, perché magari giugno e luglio ancora non c'è un vero e proprio turismo, più gente del posto che viene, però agosto speriamo ovviamente che la situazione lo permetta. Noi puntiamo su quel mese. Tuo fratello come si chiama? Mio fratello Gabriele, poi c'è un altro fratello ancora che si chiama Stefano. Tutti in famiglia, tutti giovani? Siamo 3 fratelli, sì, giovani, abbiamo iniziato 3 anni fa insieme questa... La carica dei fratelli sposato, giusto? Giusto, ci chiamiamo sposati. Però naturalmente non siete sposati, uno dei 3 sì, è sposato l'anno scorso, quindi ancora per noi è un po' presto. Sì. Infatti sono quasi le 15 e qualcosa. Allora, Nicolò, ti lascio il microfono, se vuoi salutare gli amici calabresi puoi dire quello che vuoi. Va benissimo, saluto tutti, vi aspettiamo a Soverato, allo Spox, grandi. Per gustare questo scoglio, vedi che lo fanno eccezionale. I calamari che non può mancare, sulla spiaggia non può mancare, quindi vi aspettiamo. Allora noi rientriamo, adesso continua la discussione, allora la linea la riprendiamo di nuovo da qua alle porte di Montepaone, da Soverato e tutto, questo è il Lido Spox, naturalmente con Nicolò avete visto, allora continuiamo la discussione con gli ospiti qui insieme a me. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Tornati da Montepaone, Gasperina, Soverato, Davoli, Stalettino, ho detto giusto sindaco? Abbiamo quasi tutti. Mauro Miglianese che è il sindaco di Montepaone. Scusa Renato, gli possiamo darmi che mi è venuta una domanda così, come diceva, una domanda sorge spontanea, ma perché non fate questo comune unico visto da Davoli, Soverato, Montepaone, Stalettino, insomma Gasperina? Sì, sarebbe un sogno, però penso che se non lo faccio a livello ministeriale una legge proprio per unire i paesi non avverrà mai, però la collaborazione c'è con questi paesi.
Il mio sogno come da sindaco è di questa politica vuole mettere d'accordo un po' tutti, no? Non è facile. Però il mio sogno sarebbe quello di avere un lungomare che parte da Pietragrande e arriva a Dauri Marina di spettacolo, che sarebbe uno spettacolo, quindi sarebbe, come dire, da competere con Viareggio. Senti, ma paradossalmente, da quello che ho visto anche sulle riviste o meno, ho letto, avete più posti voi a dormire, c'è un posti letto Montepaone che è Soverato. Sì, quanti posti letto? Superate anche i 3.000, 4.000? Sì, quasi 4.000, perché abbiamo dei villaggi turistici, degli alberghi. Ma la maggior parte dei villaggi turistici sono a ridosso di Soverato, che è Montepaone, no? Sì, Montepaone, abbiamo il villaggio Calaghena, il villaggio Estella, diversi alberghi, Reda Siria, tanti altri, e tanti B&B che sono sorti anche negli ultimi anni. Sì. Allora, ragazzi, siamo in diretta qui dalla pagodina di Naturium, vedete il bio, no? Qualcuno dice, ma uno sente Rubio e pensa a Rubio presto, ma non è quello, è una cosa diversa. Bio, mi auguro che insomma arriva sta cultura anche del bio serio in Calabria, no Gianni? Poi sentiamo anche il neo dirigente della scuola alberghiera di Soverato, quindi abbiamo dato in diretta la notizia pochi minuti fa, quindi pensate, niente poco di meno, Renato Daniele, il nuovo dirigente dell'alberghiero di Soverato. Allora, prego, Gianni, ho detto bene su bio, che non è che se ne parla tanto, però poi alla fine... Sì, infatti anch'io voglio lanciare un appello ai dirigenti scolastici affinché siano più collegati con gli imprenditori, cioè ci sia più vivacità all'interno delle proprie classi imprenditoriali locali, perché noi abbiamo bisogno di professionisti. L'alberghiero, per esempio, è una delle scuole più importanti che c'è nell'ambito culturale calabrese. Da quella scuola può nascere veramente una nuova classe di imprenditori o comunque lavoratori specializzati. Noi siamo alla ricerca, siamo un'azienda in espansione, c'è tanto lavoro, io ho delle belle prospettive, però cerco anche delle figure professionali o comunque che siano pronte per fare un salto di qualità anche... quindi tu cerchi qualcuno che venga a lavorare con te? Sì, io cerco... Lanciamolo questo messaggio, magari c'è qua, diamo un servizio, no? Io proprio per Cosenza cerco tre figure, un responsabile di negozio e due addetti alle vendite. Quindi in caso chiamate... In caso potete chiamare la TEN stessa, che è dove si può dare il numero. Chiamate Teleroba, che sicuramente vi diremo come fare. O direttamente sulle nostre pagine Facebook Naturium. Quindi cosa voglio dire? Che tante volte ti mandano dei curriculum, ma non vedono neanche con quale azienda stanno cercando lavoro, perché non sanno l'indirizzo, non sanno cosa tratti. Ti chiedono subito, giustamente, quanto mi dai? Il contratto. Quanto mi do? Che tipo di contratto? So. È tutto giusto, ma sarebbe opportuno che i lavoratori conoscessero prima l'azienda dove vanno a lavorare, perché bisogna sposare anche la politica aziendale o comunque la visione che ha quell'azienda. Quindi vorrei che le famiglie dessero, diciamo, un'energia positiva anche a questi ragazzi, che in Calabria si può trovare lavoro, ci sono degli imprenditori seri, basta cercarli, però pure dalla loro parte ci vuole la buona volontà di mettersi in discussione. Bravo. Allora, Renato, prego. Renato, che vogliamo aggiungere a questo pomeriggio? Ricordiamo, siamo in diretta, sono le 16:06 in questo preciso istante. Come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, lui è il neo, dirigente scolastico della scuola alberghiera di Soverato. Cosa ti aspetti della Regione Calabria e cosa vogliamo dire naturalmente a chi gestisce la cosa pubblica in Calabria? Allora, io voglio dire che sposo innanzitutto le parole che diceva Gianni. La Calabria ha bisogno di figure professionali che siano davvero all'altezza della situazione, e quindi un ruolo fondamentale rivestito dall'istituzione scolastica che andrò a dirigere, in modo tale che tutti gli imprenditori che si occupano di questi settori abbiano sul territorio effettivamente delle figure professionali che possono soddisfare le esigenze stesse degli imprenditori stessi. Quindi il mio augurio è che una volta arrivata all'alberghiera di Soverato io possa, con le mie piccole idee, possa incidere in maniera concreta sulla formazione dei giovani
in modo tale che abbiano la possibilità di restare nella nostra bellissima regione e operare qui, perché non dobbiamo andare da nessuna parte. La Calabria può fornire lavoro anche ad altre regioni. Spetta a noi e a noi una grande responsabilità, con più amore per la nostra terra. Grazie. Bravo. Grazie. In bocca al lupo per il tuo nuovo... Vive il lupo. Vive il lupo. Allora, a proposito di lupi, ricordiamo che stasera abbiamo questa partita importante al Pordenone del Cosenza, in bocca al lupo ai lupi. Sindaco, allora, che vogliamo aggiungere a questo pomeriggio? Fa caldo, Fa caldo. 10 mesi di sole all'anno e noi li sappiamo sfruttare. Io penso che la regione debba ripartire dal turismo e dall'agricoltura. Lo sto dicendo una vita, purtroppo. Deve ripartire tutto. Vabbè, allora lasciamo perdere le vie di comunicazione. Comunque Sì. aspetto tutti a Montepaone, benvenuti, coloro che sceglieranno di venire qui in vacanza, vi aspetto numerosi, troverete me, troverete Gianni, troverete Renato, e una buona estate a tutti. Una buona estate dal sindaco di Montepaone, grazie per aver partecipato all'Obiettivo Turismo. Gianni, l'ultima battuta, siamo in chiusura, prego. No, volevo invitare i cosentini soprattutto perché abbiamo un entroterra fantastico, da Serra San Bruno a scendere, Chiaravalle, dove ci sono delle belle opportunità anche di case. Dobbiamo invitare i calabresi, lascia perdere Cosenza, perché Cosenza, vabbè, TEN trasmette da Cosenza, ma è visibile in tutta la Calabria e la Sicilia orientale, quindi a tutti i calabresi. Dobbiamo vivere questa regione che ha delle potenzialità incredibili. La Sibaritide stessa è fantastica dal punto di vista anche imprenditoriale, dal punto di vista agricolo, ma dal punto di vista storico soprattutto, perché ha una grande storia. Anche e soprattutto Corigliano Rossano, sono due città. Ecco, sindaco, prendete esempio Corigliano Rossano, quindi Soverato, Davoli, Montepaone, Gasperino e Staletti, quindi comune unico, lo lanciamo oggi e chissà fra 2 o 3 anni si avrà. E Montauro pure, vabbè, scusatemi, mi ha mangiato Montauro, vabbè, prego. C'è anche Davoli, paradossalmente queste comunità, Davoli, Montepaone, Satriano Marina, crescono di abitanti. Purtroppo Soverato perde abitanti perché manca una politica pure legata a calmierare i prezzi pure delle case, delle nuove costruzioni. Quindi questo ha portato tante famiglie a spostarsi nei comuni vicini. Quindi vi aspettiamo, il mare è splendido in tutta la regione, quindi noi dobbiamo veramente volere bene a questa terra. Ok, con le parole di Gianni Sgro, il sindaco di Montepaone, Mario Miglianese, e il nuovo neodirigente dell'Istituto Alberghiero di Soverato, Renato Daniele, è tutto bio, ricordiamo il bio che è importante, speriamo che questa Calabria possa ripartire. Da Fabio Di Ippolito è tutto, la linea alla Regia Centrale. Da Montepaone la linea Tenzo. Ciao, alla prossima, vi aspetto martedì prossimo.